Noi viticoltori o comunque agricoltori, penso in tutta Italia, chiediamo al governo di ritornare un po' sui propri passi per quello che riguarda i costi relative alle risorse energetiche. La richiesta è quella di tanti imprenditori e famiglie, ma tra i filari di Saccol, nel cuore della DOCG, ha un peso specifico. In attesa dei provvedimenti del governo, il settore primario è forse quello che maggiormente sta subendo gli effetti della crisi, collegato anche al rialzo delle materie prime, iniziato un anno fa e ora insostenibile. Troviamo delle enormi difficoltà per quanto riguarda il reperimento delle materie prime, quindi vetro, cartone e tutte quelle materie prime che ci permettono poi di creare la bottiglia finale, quindi tutto il packaging che ci serve per confezionare il prodotto finito. Nicola Geronazzo è a bordo del suo trattore e da enologo sottolinea un problema in particolare, ovvero il rischio di ritrovarsi senza tappi in sughero. La produzione è concentrata soprattutto in Spagna. Questi blocchi dei trasporti eccetera metteranno in difficoltà anche questa parte del packaging che a noi serve per completare la bottiglia. Ecco. Ma a essere mobilitati sono anche i sindaci dei comuni più agricoli della Marca. Valdobbiadene, come un comune prettamente agricolo, chiede alle istituzioni e al governo di avere una sensibilità particolare per la calmierazione dei prezzi delle bollette delle utenze. Non chiediamo dei sussidi di mantenimento, ma chiediamo dei sostegni temporanei per poi continuare a lavorare con il grande spirito e la grande volontà che ha sempre contraddistinto i nostri agricoltori. A Vidor e Pieve di Soligo i primi cittadini mettono in chiaro come la misura prospettata dal ministro Cingolani di ridurre di 10-15 centesimi il prezzo alla pompa non sia sufficiente. Questo sconto non è sufficiente, non è assolutamente sufficiente. Dovrà essere il governo, lo Stato, che darà delle soluzioni anche a noi enti comunali, darà delle soluzioni e dei sostentamenti. I comuni sicuramente faranno quello che potranno, però sostanzialmente siamo anche noi in difficoltà. Non bastano 10 centesimi, gli interventi devono essere strutturali e pesanti, ma soprattutto va capita e va gestita questo tipo di crisi. Serve veramente una spinta da parte del governo, delle istituzioni che hanno il potere di poter individuare delle soluzioni, a dare delle risposte immediate o quantomeno di dare delle prospettive che siano chiare in maniera che le persone possano organizzarsi.